Si aspettava la riconferma. Oddio, è una cosa mi auspica la riconferma, è un desiderio che sicuramente avevo nel cuore. Ci speravo, ecco, è sempre, diciamo, il desiderio è quello di continuare a fare questo lavoro che è un lavoro bellissimo, poi fino all'ultimo c'è la sorpresa ma è andata bene. Che bilancio fa di questi suoi primi anni alla guida dell'ULSS 3? Che cosa le aspetta per i prossimi anni? Beh, 3 anni difficili, l'ha detto il Presidente, una pandemia di mezzo, la definizione del PNRR, l'Ucraina. E per il futuro? Per il futuro ci sono 300 e rotti milioni di euro da investire, che significa dare delle nuove opportunità e significa anche poter riempire tutte queste risorse con delle competenze e quello sarà ancora lo sforzo maggiore. Beh, da fare rimane moltissimo perché c'è tutto il PNRR da mettere a terra, i cantieri sono partiti e quindi vanno adesso gestiti. Abbiamo la rivoluzione dell'assistenza territoriale col DM77 da portare a casa, l'integrazione ospedale-territorio e, come ha detto il Presidente, un gran lavoro verso le persone più fragili attraverso un'opera di umanizzazione all'interno delle nostre strutture.